chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrators. Your mother, so-and-so, and a white fascist. They said you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti, questa è Te la ridò io, l'America, questo è il nostro appuntamento settimanale su Radio Libertà dedicato al paese a stelle e strisce. Oggi con la puntata del 1° novembre ci sono anche tante, scusate, non 1° novembre, ma 3 novembre, ci sono tante notizie molto importanti. Avete visto sicuramente quello che è avvenuto tra Stati Uniti e Cina, ovvero un accordo con i due presidenti, Donald Trump e Xi Jinping, che sono seduti a un tavolo proprio per arrivare finalmente a una decisione per quanto riguarda le terre rare, ad esempio, che è stato uno dei punti più importanti di questo incontro fra le due superpotenze. Un Donald Trump che ha definito l'incontro molto positivo e che finalmente potremo anche assistere, quindi forse a una collaborazione più importante fra le due potenze. Invece Xi Jinping è stato più cauto, parlando proprio di come Stati Uniti e Cina invece non possono farsi le scaramucce, farsi le battaglie in ogni possibile settore, ma anzi si dovrebbe cominciare a collaborare. Ma di cosa si è parlato precisamente? Si è parlato ovviamente dei dazi di Donald Trump nei confronti della Cina, dazi ormai che abbiamo visto sono una potentissima arma economica per la politica internazionale degli Stati Uniti, ma parliamo di dazi che sono stati in questo momento ridotti di circa il 20%, si arriva, scusate, a circa il 20%, mentre prima si era addirittura passati addirittura a un 47 o 57% a seconda delle dichiarazioni degli esperti. Quindi parliamo di un The Donald che ha cercato in tutti i modi di porre pressione proprio al gigante asiatico, anche perché non si parla solo di esportazioni e importazioni per quanto riguarda i prodotti elettronici, ma si è dibattuto molto proprio per quanto riguarda, ad esempio, la soia americana che sarà esportata in Cina a grande quantità, che aveva in questo momento con i dazi vi erano stati dei problemi per gli agricoltori, e Donald Trump per ora sembra aver messo rimedio a queste problematiche proprio di agricoltori che si erano ritrovati addirittura senza lavoro, e per fortuna diciamo che è ritornata all'esportazione di soia proprio come ai tempi pre-dazi, con addirittura i dazi applicati. Quindi diciamo che è una piccola grande vittoria per la presidenza Trump, ma l'altra grande notizia è ovviamente per quanto riguarda il commercio del fentanyl, perché Donald Trump ovviamente ha tentato in tutti i modi di imporre dazi e di parlare proprio per quanto riguarda i confini sia per il Messico sia per il Canada, ma ha parlato anche con la Cina proprio per lo smistamento di questo farmaco che poi è diventata una droga, uno stupefacente potentissimo che rischia con pochi usi, con bassi dosaggi addirittura, di porre fine alla vita, diciamo, del tossico dipendente con un arresto cardiaco. Ma parliamo anche di una sostanza che mette KO il sistema nervoso e ci vogliono tanti anni di riabilitazione dopo un uso costante. Parliamo anche di una Cina che ha rimosso i controlli che aveva imposto
ad aprile 2025 e a ottobre 2022, quindi sia durante la presidenza Trump, ma anche durante la presidenza Biden, controlli che riguardano soprattutto le terre rare e le esportazioni di terre rare che quindi finalmente per gli Stati Uniti possono essere importate all'interno del loro territorio. Gli Stati Uniti in questo momento non avevano alcun piede in Africa e soprattutto nel commercio delle terre rare, quindi grazie a questo accordo le aziende di elettronica, le aziende digitali, ma non solo, ma anche tecniche, perché non si parla solo di telefonini, non si parla solo di smartphone, non si parla solo di computer. Le aziende tecnologiche riescono quindi finalmente ad avere anche prezzi accessibili per questa importantissima, se non fondamentale, risorsa quali sono le terre rare. Addirittura Donald Trump, ricorderete, era interessato alla Groenlandia proprio per la presenza di terre rare sul territorio groenlandese, parlava addirittura di annettere la Groenlandia. Ovviamente in quel caso erano dichiarazioni forti per poi arrivare a un accordo proprio con la Danimarca, che è il paese ovviamente a cui appartiene la Groenlandia. Partiamo anche dicendo, soprattutto nell'intervista su CBS di Donald Trump. CBS è stata la rete televisiva che ha avuto delle dispute legali con l'amministrazione Trump, proprio per quanto riguarda, ad esempio, la pubblicazione, questo è stato il punto cardine principale, la pubblicazione dell'intervista di Kamala Harris durante la campagna elettorale 2024 con dei tagli, con delle macchinazioni, dei tagli dietro le quinte che non erano stati mostrati durante il trailer della conversazione, ma che durante l'intervista ufficiale, tra virgolette, poi si sono viste risposte differenti alle domande già viste in precedenza, e quindi l'amministrazione Trump aveva cercato una causa legale addirittura miliardaria, poi ovviamente si è arrivati al patteggiamento con CBS che si è scusata, con Paramount, anzi che è la proprietaria di CBS, che si è scusata. Parliamo quindi di un ritorno in una rete televisiva, tra virgolette, nemica. L'intervista si chiama con un format che è lo stesso, tra l'altro, che ha coinvolto Kamala Harris, ovvero 60 minuti, in cui Donald Trump ha dichiarato innanzitutto che l'utilizzo dei militari nei Caraibi è assolutamente corretto, e in più addirittura questa è una dichiarazione molto forte, ovvero che Maduro e i suoi giorni da presidente sono ormai verso la fine. Parliamo quindi di un Maduro che oltre ad avere l'embargo economico, oltre ad avere il proprio paese in questo momento in mano ai cartelli della droga, e ovviamente non muove un dito per sistemare la vicenda, si trova anche con una minaccia diretta, un avvertimento diretto di Donald Trump. Però il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato anche che ovviamente non si andrà in guerra con il Venezuela, non si andrà quindi a un'invasione sulla terra, ma ovviamente essendo il Venezuela nel loro giardino di casa, come è tipico pensare degli americani, bisogna tenere i paesi sudamericani in riga e soprattutto anche pensare alla sicurezza dei propri cittadini, perché le azioni militari sono state solo ai danni di navi appartenenti ai cartelli della droga. Parliamo anche di un'intervista in cui
Donald ha dichiarato che ci trattano male quelli del Venezuela, non solo per quanto riguarda la droga, ma anche per quanto riguarda l'invio di centinaia di migliaia di persone nel nostro paese che noi americani non volevamo. Quindi, secondo Donald Trump, hanno addirittura svuotato le carceri all'interno degli Stati Uniti. Quindi una dichiarazione molto forte che comunque segue la stessa onda delle dichiarazioni di Donald Trump durante la campagna elettorale, un Donald Trump che quindi vuole assolutamente porre fine alle scorribande dei criminali, delle gang venezuelane che hanno ormai messo a ferro e fuoco molte delle città statunitensi, che nonostante questo preferiscono molti cittadini, ovviamente forse allergici allo Stato di diritto, forse appartenenti alle stesse frange violente delle gang, preferiscono prendersela con la polizia dedicata proprio all'immigrazione. Polizia dedicata all'immigrazione che infatti, come sapete, settimanalmente subisce delle ritorsioni da parte di abitanti di Portland, di Chicago, addirittura con funzionari statali che chiedono ai cittadini di segnalare la loro presenza. Ma andando avanti con le notizie, non si è parlato di Taiwan in questi incontri. Taiwan, che ricorderete ovviamente, è un alleato degli Stati Uniti, ma che invece per la Cina si tratta di un paese che alla fine è semplicemente ribelle, è semplicemente si è allontanato dalla madrepatria e cercano in tutti i modi, anche ovviamente utilizzando l'aggressività, anche utilizzando la forza militare cinese proprio per riprenderlo. Cercheremo quindi, dice proprio il segretario del Dipartimento della Difesa, di difendere i nostri interessi con tutte le nostre forze, ha detto Peter Hegseth nell'incontro di venerdì con i suoi omologhi cinesi, nell'incontro a Kuala Lumpur, parlando anche di come sia importante mantenere un bilanciamento di forze proprio nella regione per ovviamente difendere gli interessi sia degli Stati Uniti ma anche ovviamente dei cinesi. Parliamo anche di un incontro che vede anche il proseguo di ulteriori discussioni per quanto riguarda anche l'importanza per l'armata cinese, per le armi cinesi, per quanto riguarda ovviamente la zona e soprattutto il segretario della difesa Peter Hegseth ha dichiarato che gli Stati Uniti non cercano attivamente e neanche passivamente il conflitto, anche perché per gli Stati Uniti serve solo mantenere l'ordine, mantenere un certo ordine pacifico, soprattutto per quanto riguarda quella zona che ovviamente è vicina agli Stati Uniti, geograficamente nonostante l'enorme oceano Pacifico, ma anche perché si tratta di alleati tra Taiwan, tra Giappone, tra le Filippine, si parla comunque di tanti paesi che sono sotto l'orbita americana, sotto l'orbita della presidenza degli Stati Uniti. Parliamo anche di un J.D. Vance che ha parlato per quanto riguarda lo shutdown del governo americano perché ha cercato di mettere in guardia il panorama politico, parlando proprio di come l'aviazione commerciale degli Stati Uniti sia in difficoltà, sia in enorme difficoltà nel caso lo shutdown, quindi la chiusura del governo, perché ancora non si riesce a trovare una quadra per la legge
per quanto riguarda la legge di bilancio, il budget, la finanziaria, a seconda poi delle traduzioni che preferite, degli Stati Uniti. Parliamo di una difficoltà anche per quanto riguarda ovviamente il Thanksgiving, che sarebbe il giorno del ringraziamento, una festività per gli statunitensi importantissima, e quindi il vicepresidente ci ha tenuto a ricordare, ai suoi cittadini quanto sia importante per gli Stati Uniti riuscire a trovare una quadra proprio prima di un'importante vacanza, un'importante festività che ricorda ovviamente anche i tempi dei pellegrini e dei nativi americani. Parliamo tra l'altro di Stati Uniti che con la chiusura del governo vedono difficoltà non solo per quanto riguarda, e abbiamo visto anche le scorse settimane, lo stipendio ad esempio dei militari, che per ora sembra coperto da donatori privati dell'amministrazione Trump, ma parliamo di uno shutdown che ha causato la chiusura di tanti istituti non ritenuti indispensabili per il funzionamento del governo, ma che ovviamente per la vita di tutti i giorni, per molte persone in difficoltà, possono essere in realtà fondamentali. Parliamo ad esempio di una diminuzione per quanto riguarda gli aiuti alle minoranze afroamericane. Bisogna poi vedere se i food stamps, quindi i ticket per il cibo, siano effettivamente poi tolti dall'amministrazione Trump anche dopo lo shutdown del governo, anche dopo dopo la riapertura del governo, oppure no. Ma in questo momento tante istituzioni, anche per quanto riguarda semplicemente la sicurezza contro le calamità naturali, che in questo momento avete visto l'uragano che ha travolto lo stato della Giamaica. La sicurezza ambientale in questo momento per gli Stati Uniti è in difficoltà. Parliamo anche di uno shutdown che ha influito per quanto riguarda le investigazioni dell'FBI. Perché? Perché l'FBI in questo momento si trova con investigazioni ferme o rallentate nel migliore dei casi, proprio per questo shutdown che ormai è il secondo più lungo della storia degli Stati Uniti, addirittura con l'FBI che non ha più i fondi per poter pagare gli informatori, e quindi non possono poter condurre operazioni sotto copertura o addirittura avere accesso a informazioni fondamentali, ovviamente, perché l'informatore deve sopravvivere anche lui. L'FBI in questo momento non vuole rivelare informazioni pubbliche, ma il budget di 10,7 miliardi di dollari in questo momento non basta per mettere in regola tutte le operazioni sotto copertura, ma anche le operazioni fondamentali di ogni giorno, perché se addirittura le investigazioni sono addirittura ferme, vuol dire che le problematiche sono enormi proprio per l'agenzia federale. Parliamo anche di una difficoltà anche per quanto riguarda l'intelligence, quindi in real time, quindi proprio al momento le informazioni più fresche possibili, più recenti possibili. Per questo anche il presidente Trump ovviamente ha chiesto di trovare una modalità per riaprire sia il governo federale, ma soprattutto rifinanziare l'FBI, che in questo momento si trova in una situazione veramente critica, che speriamo per gli Stati Uniti passi, anche perché non solo per la sicurezza, ma anche per il sopravvivere, per il vivere tutti i giorni dei cittadini americani. Con quest'ultima notizia vi salutiamo, noi di Radio Libertà, grazie per l'attenzione,
proseguiamo ovviamente, si prosegue la programmazione dopo di me. Grazie ancora, alla prossima settimana sempre qui su Radio Libertà. Grazie. We attempted to fall